Amici, ben trovati il nuovo appuntamento di Prodi. Siamo a pochi chilometri praticamente da Osio e a pochi naturalmente da Sassari. Siamo in un campo importante perché da quest'oggi parte questa grande avventura. Oltre 23 ragazzi che si ritroveranno qui in questo campo, piazzeranno le loro tende e tutto questo per che cosa? È un progetto organizzato coordinato e finanziato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, si chiama Anch'io sono la Protezione Civile, ed è appunto rivolto ai ragazzi e ai bambini in particolar modo. Per diffondere, il Dipartimento lo chiama la diffusione della cultura di protezione civile, cioè far imparare ai bambini innanzitutto la tutela del patrimonio ambientale e forestale, qua in Sardegna in particolar modo importantissimo, e oltre a questo il funzionamento della macchina di protezione civile che si mette in moto al momento di un'emergenza. Tu sei il capocampo, Sì. Ti chiami Francesco. E in Francesco. quanti siete in questa organizzazione? Allora, nel CISOM come gruppo a Sassari siamo circa 60 volontari che parteciperanno all'iniziativa 10-15 a seconda delle turnazioni, e terremo a bada diciamo 27 bambini. 27 bambini che vanno dai 10 ai 13 anni. Sì, esatto. Insomma, per quanti giorni e quale sarà poi l'insegnamento a questi ragazzi? Allora, per 7 giorni inizieremo da oggi pomeriggio, che accoglieremo i ragazzi, fino alla domenica mattina. Sono previste diverse giornate, diverse attività didattiche. E in particolar modo è prevista una giornata insieme ai ragazzi del soccorso alpino, che sono stati verso di noi molto disponibili, organizzando delle simulazioni di ricerca e di orientamento in montagna, una giornata dedicata al primo soccorso e al funzionamento del sistema 118, un'altra giornata invece in collaborazione col Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco, dedicata appunto alla tutela del patrimonio forestale e all'antincendio boschivo, più altre 2 giornate che saranno dedicate un po' ad attività ludiche, perché non li mandiamo da scuola di nuovo, e un po' a quello che è il funzionamento del sistema di protezione civile e nazionale e a livello locale. Quindi un grande insegnamento per questi ragazzi, questa è una cosa positiva. Conoscere l'ambiente e averne cura credo che sia comunque la cosa più importante e migliore per la nostra vita, ma ritorniamo a parlare di questi ragazzi. Questi ragazzi qui impareranno tantissime cose, ma soprattutto impareranno anche a vivere in una comunità, in delle tende. Impareranno cosa vuol dire, probabilmente quello che hanno visto per tanti mesi in televisione, cosa vuol dire vivere all'interno in un campo, allestirlo, organizzarlo, perché faranno loro questo pomeriggio questo lavoro, cosa significa vivere in una condizione, fra virgolette, di precarietà, con qualche disagio, ma anche con un contatto umano molto forte, sia fra di loro sia verso l'organismo di protezione civile che li tutela. Ecco, tu tra l'altro ti riferisci anche a tutto ciò che è successo insomma, lo scorso aprile, Sì. Quando ci fu per l'appunto questo terremoto che uccise oltre 300 persone in Abruzzo e che fece nascere per l'appunto tante tendopoli che servivano a dar sostegno comunque alle persone senza case. Sì, esattamente. L'anno scorso questo progetto a livello nazionale è stato un po' contenuto proprio per questa esigenza. Quest'anno invece si è cercato di dargli più spazio possibile proprio per questo, proprio per fare entrare i ragazzi in quel mondo che spesso hanno visto dalla televisione ma che probabilmente non riuscivano a cogliere. Questa è l'occasione per fargli cogliere questo mondo e fargli capire l'importanza di ogni singolo cittadino all'interno di un sistema che poi sembra sempre silente, ma in caso di gravi emergenze si attiva in un batter d'occhio ed è pronto appunto a dare soccorso e attenzione a una moltitudine di persone. Ecco, mentre noi parliamo avete visto poc'anzi qualche immagine proprio dall'Abruzzo di quel terremoto, ma soprattutto di quelle tendopoli di cui stiamo parlando. Credo che per i ragazzi sia importante partecipare a queste giornate perché insomma imparano anche ad estreggiarsi nel qual caso mai dovesse succedere, mettiamo le corna, ma nel qual caso mai dovesse succedere qualcosa, e soprattutto chissà magari alcuni di questi ragazzi nel proprio futuro probabilmente anche loro vorranno un domani dare una mano insomma a quelli più disagiati. Questo è quello che noi ci auguriamo, che questa iniziativa serva intanto a insegnare loro qualcosa, ma soprattutto in futuro a coinvolgerli in quello che è il sistema di protezione civile. Noi abbiamo scelto una fascia di età che non permette sicuramente di
diciamo, far entrare i ragazzi nella protezione civile da subito, però permette loro di acquisire col tempo consapevolezza e far tesoro di questa esperienza che porteranno dentro di loro tutta la vita. E speriamo appunto che loro possano un giorno capire quello che hanno vissuto e metterlo poi in pratica a servizio. Lo speriamo. Vai indietro Lello, che facciamo camminando, continuiamo la nostra chiacchierata camminando, perché 10 giorni saranno? 7 giorni, dal lunedì alla domenica. Insomma, questi genitori vi danno i loro figli in mano per, chissà, un grande insegnamento. Come la prendono poi questa cosa, questo mondo, i genitori? Guarda, prima di quando abbiamo iniziato a raccogliere le iscrizioni sentivamo spesso tante domande, richieste, ma che cosa si fa, come avete l'assicurazione, c'è questo, quell'altro. Proprio per questo motivo settimana scorsa abbiamo fatto una riunione, un incontro con tutti i genitori in cui abbiamo spiegato le attività che si faranno, come terremo i bambini. Si sono dimostrati entusiasti, ma soprattutto per il fatto che non è un campeggio, ma è una settimana didattica, come dicevo prima, a livello di gioco, perché non li rimandiamo a scuola, però il fine è quello, insegnare loro qualcosa. Allora, oggi si piazzano le tende, lo ricordiamo, siamo a Bunnari, a Parco Bunnari, e noi ritorneremo ancora però, perché poi nei prossimi giorni insomma ci saranno altri insegnamenti. So che arriveranno gli amici della Forestale. Gli amici della Forestale, gli amici del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco sicuramente, poi faremo noi una visita guidata anche alla centrale operativa del 118. I quali insegneranno poi cosa si deve o non si deve fare per tenere meglio quelle che sono le nostre foreste, quelli che sono i nostri campi. Sì, certo, in particolar modo la base principale è l'educazione ambientale, cioè capire e conoscere l'importanza del patrimonio forestale, a cosa serve e soprattutto come si tutela, cosa si deve e non si deve fare. Allora, voi fate parte, ritorniamo un po' all'inizio, poi andiamo anche in chiusura perché il tempo, vedi, va via velocissimo. Ordine di Malta Italia, voi fate parte praticamente di una branchia, diciamo, della protezione civile. Sì, allora l'Ordine di Malta Italia, Corpo Italiano di Soccorso, il CISOM in breve, è un corpo di protezione civile nazionale che dipende direttamente dall'Ordine di Malta, proprio dall'Ordine e dall'Associazione Italiana dei Cavalieri. Come organismo nazionale è inserito all'interno dell'elenco delle associazioni di protezione civile rilevanti a livello nazionale, l'elenco del Ministero dell'Interno, e viene attivato in caso di gravi calamità a livello nazionale, e poi ci sono le varie sezioni, gruppi locali che operano sul territorio con le loro attività, dalla protezione civile o, come nel nostro caso, l'antincendio boschivo, il soccorso sanitario, l'assistenza agli anziani. Ma se qualcuno, caro Francesco, avesse voglia comunque di donarsi anche per gli altri, fare qualcosa per la protezione civile, per l'Ordine di Malta, cosa deve fare? Vi chiama, fa un colloquio, vi telefona? Noi siamo È tutto aperto a tutti? È tutto aperto a tutti, molto volentieri. Noi accogliamo chiunque abbia piacere e voglia di donarsi al prossimo a servizio della comunità. La nostra sede è in via Pirandello, a Sassari? Sì, a Sassari in via Pirandello. Si trova sempre qualcuno, si viene, ci si conosce, si viene immediatamente accettati all'interno di un gruppo molto molto bello, e si inizia un percorso che è un percorso sia formativo a livello pratico delle attività che si fanno, sia a livello diciamo umano, perché appunto si entra a far parte di una comunità, anche la nostra. Quindi insomma importantissimo. Caro Francesco, noi ti salutiamo, ci lasciamo altre immagini per farvi vedere come si montano poi le tende di campo, ma noi torneremo ancora con il nostro programma, con la nostra televisione Teleregione, per far conoscere anche poi durante questa settimana i tanti lavori che proponete a questi ragazzini. Ti ringraziamo, a te e naturalmente ai tuoi colleghi. Grazie.